Respingere le richieste di asilo politico dei 7 cittadini kosovari perseguitati in patria perché omosessuali. In piena emergenza profughi dall'Africa, il caso salito alle cronache in queste ore è la goccia che fa traboccare il vaso per chi teme che Treviso diventi fin troppo accogliente. È una vergogna per Treviso, ma l'amministrazione Manildo, salvando Manildo, attenzione, con il suo comportamento ha aperto le braccia ai gay, alle lesbiche e ai matrimoni fra gay. Questa notizia, urbi e torbi, è andata in tutto il mondo, per cui adesso raccogliamo i risultati. Gentilini chiede al comune di respingere le richieste di asilo, di tutt'altro avviso il consigliere di SEL, Said Kaibi. In quei paesi lì è reato. Questa è la realtà, per cui riconoscere il diritto d'asilo per questi motivi è un diritto giusto e tra l'altro in tutte le convenzioni internazionali c'è anche il riconoscimento dell'asilo politico per le persone che hanno problemi all'interno sia dell'orientamento sessuale per quanto riguarda l'orientamento sessuale e per quanto riguarda l'orientamento politico. Kaibi respinge al mittente il Gentilini pensiero. Diciamo che la città ha superato l'era Gentilini, per cui cerca di farla ritornare indietro, come cerca di farlo la Lega Nord, come cerca di farlo Salvini. Noi stiamo andando avanti. Chi non molla l'osso invece è proprio lo sceriffo, che chiama in causa contro quello che definisce il rischio di gayizzazione della città addirittura Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Io vorrei sentire la voce del vescovo di Treviso, il quale è sempre silenzioso. Voglio che diventi un vescovo padano e non si trinceri nelle sale del vescovato.